Perché piace tanto? Piace sicuramente tanto per l'atmosfera. Questo è, diciamo, l'estratto di quello che le prealpi bellunesi, ma tutta quanta la regione Veneto, riesce a dare. Ciao ragazzi, fare cultura, come si sa, non è mai una cosa semplice, perché richiede dedizione, studio, ricerca, approfondimento, e se si ha uno scopo divulgativo occorre anche saper trovare il modo giusto, magari accattivante, per veicolare i messaggi regalati dalla cultura. Ebbene, qui a Trichiana, dove mi trovo, la locale Proloco ci è uscita benissimo, perché qui da Melere, che è una località di questo comune della Val Belluna, sta per partire Cavernere edizione 2024. E che cos'è? È un itinerario nei boschi in cui le persone vengono a contatto con le leggende, i miti, le superstizioni di questa terra, che è veramente un modo simpatico e diverso per fare cultura locale. Ma sentiamo meglio di cosa si tratta. Cavernere è una manifestazione che nasce 15 anni fa sulla spinta della Regione Veneto. La Regione Veneto, 16 anni fa per la precisione, ha lanciato un progetto che si chiama Veneto Spettacoli di Mistero. L'obiettivo è quello di valorizzare le tradizioni e le culture oratorie dei nostri nonni, relative a misteri, a momenti di paura che si cercava di far vivere ai propri figli per cercare di tenerli vicino a casa. Sulla base di questo e sul fatto di voler sostanzialmente andare a controbattere, se vogliamo dire così, la crescente popolarità di Halloween, che non è una tradizione ovviamente nostra, è nata appunto da parte della Regione Veneto questo progetto. La Proloco di Trichiana l'ha sposato nel secondo anno di nascita, quindi 15 anni fa, inizialmente attraverso la realizzazione di un film con una compagnia locale che ha realizzato appunto questo cortometraggio relativo proprio alle streghe di Cavernere. Ma cosa sono le streghe di Cavernere? Le streghe di Cavernere è una tradizione che si fonda negli anni, diciamo, qui nella nostra zona, e racconta di questo ceppo di faggi magici, formato appunto da 12 faggi monumentali, all'interno dei quali nelle notti di luna piena si raccontava appunto venissero fatti questi sabba satanici. Tutto nasce attraverso appunto un racconto che si è poi anche sviluppato all'interno di testate giornalistiche locali e sul quale poi noi abbiamo preso lo spunto per cercare di costruire attorno che cosa? In primis il film, da cui appunto ha preso poi spunto tutto. Dall'anno successivo ci siamo un po' arrovellati il cervello per cercare di capire come fare per costruire qualcosa che fosse culturalmente e in linea con quello che voleva la Regione Veneto, ed è nato appunto questa manifestazione che vedrete questa sera. E dopo le raccomandazioni di rito, adesso all'imbrunire siamo pronti a partire per avventurarci nei boschi e vivere questa avventura emozionante con le suggestioni e le leggende della cultura popolare. Bene, aspetta che vediamo se funziona. Perfetto. Partiamo in 250 e questo è solo il primo dei 2 gruppi che vivranno il percorso. Pensate che agli inizi erano poche decine i temerari che si avventuravano nei boschi, un bel salto quindi, non c'è che dire. Per arrivare alla prima tappa facciamo poche centinaia di metri, iniziando però già ad attraversare i primi campi madidi di rugiada. Arriviamo al rifugio Pranolz, dove ci attende una bella frittatina, il rifornimento energetico giusto per affrontare le tappe successive. La frittata con le erbe spontanee, abbiamo gli spinaci, il timo, l'erba cipollina, un po' di sale, un po' di pepe, la maggiorana, la valeriana e un po' di lavanda. Un bel inizio di camminata all'insegna della salute. Direi proprio di sì, qua è un piatto ricco, una frittata, e quindi con questo si cammina bene. Lei le conosce tutte queste erbe? Sì, sono le erbe spontanee nostre che si trovano, anche quelle più comuni, e che si trovano anche qui in questo ambiente, nelle Dolomiti Prealpi. Noi siamo tra le Dolomiti e Venezia, quindi in un posto ideale per trovare tutto questo ben di Dio. Allora un minuto e partiamo, grazie.
Stiamo camminando in mezzo al bosco, vedete? Non so se riuscite a vedere, ma ed è veramente suggestivo. Allora, la prima tappa l'abbiamo fatta, una bella frittatina che ti dà l'autonomia per arrivare alla seconda tappa. Ci aspettano i cerchi danzanti. Se che arriviamo, che 20 anni sono passati da un pezzo. Mannaggia, piano. La danza aerea simboleggia libertà, è una disciplina che, in cui utilizzi tutto il corpo, ma anche la mente, devi liberarti, devi proprio danzare sull'attrezzo e è molto artistico. Danzare qui è stato molto bello, è molto suggestivo. Tutto l'ambiente, il mistero, le persone che sono arrivate, che c'era il buio, poi hanno acceso la luce, è stato veramente molto suggestivo. Questa manifestazione è molto cresciuta negli anni. Perché secondo te, Presidente? Ma guarda, è cresciuta molto negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, proprio perché c'è molta richiesta su questo tipo di escursioni mirate proprio nel mistero, in questi spettacoli di mistero. Poi noi ci abbiniamo anche tappe enogastronomiche e spettacoli di tutto rispetto, per cui poi il passaparola insomma ha contribuito a rendere più famosa insomma questa manifestazione di Cavarnere. Piace sicuramente tanto per l'atmosfera che si crea, ma specie nella tappa dei faggi di Cavarnere, quando arriveremo nel momento clou, vedere questi faggi illuminati, sono splendidi, di notte con le luci, con questa bella atmosfera, è qualcosa di unico, insomma, ecco perché la rende così famosa e così tanto richiesta, insomma, ecco. Non siamo ancora a metà percorso, ma è già tempo di minestrone di verdure bello, caldo, che proprio rintempra. Oddio, non è che ci sia tanto freddo, dopo questa scarpinata non è che siamo proprio congelati, a dire la verità, però fa molto piacere, soprattutto aiuta a socializzare, a far compagnia, che credo che sia uno degli obiettivi degli organizzatori. Adesso pausa minestrone e poi via di nuovo verso 2 rappresentazioni teatrali. Dopo il minestrone, altro passaggio nei boschi prima di arrivare da Valentina, una bravissima guida turistica che ha raccontato la storia dei preziosissimi volumi dei Piloni, un tempo raccolti dall'omonima famiglia e poi, per varie vicissitudini, finiti nelle collezioni di appassionati sparsi nel mondo, che così hanno nei loro scaffali un vero e proprio tesoro arrivato da qui, da Trichiana. Qui a Trichiana abbiamo delle ricchezze bellissime e la villa di Casteldardo della famiglia Piloni è un esempio con le sue ricche collezioni. Ci ha raccontato la storia di Checco Piloni e della sua famiglia ancora prima, questi collezionisti possessori di un tesoro inestimabile che però è andato perduto, Sì, Checco ma non Pilon... dimenticato. No, Checco Pilon è stato il più sfortunato fra tutti. Trovandosi in difficoltà economiche ha dovuto vendere i beni di proprietà, tra i quali questa collezione di libri meravigliosa,
che è andata persa, non tutto è andato perso, qualcosa abbiamo riuscito a recuperare, siamo riusciti a riportarlo a casa. Qual è il valore di questa memoria? Tutte le memorie raccontano storie della nostra terra, della nostra comunità, e questo è un tassello in più della nostra comunità. Lasciamo Valentina per tornare nel bosco e per avvicinarci soprattutto al momento clou, ovvero l'appuntamento sotto gli splendidi faggi di Cavernere, dove sta per andare in scena una rappresentazione teatrale sulla leggenda dell'Homo Salvarec, questa figura dei boschi, immaginaria, schiva, ma attenta alle anime inquiete del villaggio, che in silenzio e del tutto invisibile riesce a far conciliare facendo loro riscoprire il valore dei buoni sentimenti. E alla fine applausi a scena aperta. Quindi tutti a degustare un delizioso dolcetto preparato da Cinzia. Muffin fatto come? È fatto con lamponi delle mie coltivazioni e cioccolato bianco. È fatto con le tue mani? Con le mie mani, con le mie mani. Quante ne avete fatte? Ne abbiamo fatti 560. Ah, bel lavoro? Un bel lavorone, sì sì, come tutti gli anni. Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Cosa vuol dire per voi vivere questa manifestazione? È una manifestazione bellissima, si vede continuamente gente nuova, è un modo per socializzare, per rivedere tutte le persone del paese e vedere ogni anno anche facce nuove. È molto molto gratificante. E per far conoscere un mondo che forse in pochi ancora conoscono, capiscono. Ma infatti veramente tutti sono affascinati, per esempio quest'anno dall'Homo Salvarec, che c'è appena stata esatto, la rappresentazione, ma è un raccontare le tradizioni e la nostra storia. Senti, questo qua adesso è finito? Stai andando via? Se io lo prendo e lo porto? Grazie. Rubato. Ti voglio tanto bene. Immagino. Stefano, in quanti lavorate alla realizzazione di Cavernere? Perché non è una cosa semplice. Cavernere è una manifestazione che mette insieme un nugolo di persone. Dovete pensare che in 5 chilometri lungo tutto quanto il percorso in mezzo ai boschi ci sono punti di illuminati, punti amplificati, punti dove si porta a fare dei momenti enogastronomici in mezzo a delle zone assolutamente incontaminate e distante dal primo centro abitato. Cosa vuol dire questo? Che per riuscire a organizzare il tutto oltre 100 persone lavorano per una settimana per realizzare appunto tutto quello che poi i nostri ospiti vivono in quelle 5 ore di avventura e di divertimento. Manca ancora una tappa, attraversiamo i prati per giungere dopo una ventina di minuti a Via del Campo, che è il titolo della rappresentazione animata dall'insolito gruppo, una sceneggiata con una trama oscura incentrata su alcuni delitti avvenuti a Via del Campo, per l'appunto con vittime delle passeggiatrici. In un clima noir ma con battute e gag irresistibili, la compagnia ha messo in scena un finale divertente, eccellente epilogo di un'esperienza veramente originale. Alto, siete pronto? Sì. Sì, dai, alza. Mauro. Fantastico, la giusta conclusione, perfetto, siamo molto soddisfatti. 4 ore, 4 ore molto intense, bellissime, grazie. Hai vinto lui che scotta i marroni. Esatto. Insomma, La chiudiamo in bellezza. È stato veramente un piacere, un'esperienza straordinaria, sicuramente diversa, che non fa male. È originale. Adesso se mi dici la rifacciamo, ti dico l'anno prossimo sicuramente. La rifacciamo allora. Stasera devo problema, come sai come ho detto. Sì, grazie. E complimenti a tutti. Grazie molte.